In questo momento non ho preclusioni su niente, però bisogna che passi un po' di acqua sotto i ponti e poi ci confronteremo con chi mi ha accompagnato in questa avventura, le nostre liste, e vedremo assieme cosa fare, come andare. Nonostante l'amarezza, Daniele Manente sa benissimo che da qui ai prossimi giorni sarà lui l'uomo politicamente più corteggiato della Castellana. Con le sue 3 liste civiche il commercialista 47enne ha portato a casa il 26,74% dei voti contro il 28,09% di Maria Ghimenton per il centrosinistra, in termini assoluti 213 voti di differenza. L'avvocata penalista è quindi la sfidante dell'architetto Luca Pozzobon, in vantaggio al 40,5%, che da parte sua ha riunito tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia, primo partito della coalizione, al 13,5%, seguito da Lega 12,7%, Forza Italia poco sopra il 3%, al 12,4%, la lista civica personale a sostegno di Pozzobon, più o meno la stessa percentuale del movimento civico di Ghimenton, che ha superato di un punto percentuale il Partito Democratico. Né Pozzobon né Ghimenton hanno tessere di partito in tasca, per loro la caccia al voto moderato è già iniziata. La popolazione ci ha dato sostegno e quindi intavolare un discorso e anche con la cittadinanza e anche con quelle che sono le forze politiche in ballo. Di cercare di intercettare ancora di più quelle persone con valori moderati e di centro che secondo me a Castelfranco sono molti. Sono una grossa fetta. Si guarda quindi a Manente e al suo bacino elettorale, oltre 4.000 voti che possono fare come la differenza. Io posso comunque assicurare il mio impegno in Consiglio Comunale, sarò presente all'opposizione e intendo fare un'opposizione per la città di Castelfranco, un'opposizione costruttiva, e dopo portare avanti quelli che sono i nostri capisaldi, quindi il decoro, quindi i giovani nella stanza dei bottoni.